Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento quotidiano della redazione di Telecolor. Oggi il nostro focus si occupa della legge del dopo di noi, perché nel 2016 è stata proprio pensata questa legge per dare risposte concrete alle famiglie con figli, parenti, disabili e pensare al loro futuro dopo ovviamente la morte di un genitore, di un fratello, di un congiunto diretto. E ne parleremo oggi con Antonio Famà, lo vedo già collegato, grazie per essere con noi, ci racconterà, lo terremo pochissimi minuti, sappiamo che è impegnato, perché è un testimone diretto, diciamo, di cosa avviene, qual è l'impegno di un familiare, perché lui ha una sorella, insomma, disabile, quindi racconterà brevemente anche la sua esperienza. Grazie per essere con noi anche a Cristina D'Antrassi, che è la presidente di Catania dell'ANFAS, che è l'Associazione Nazionale delle Famiglie di persone con disabilità intellettiva e o relazionale. Grazie anche alla deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci. Grazie per essere con noi, so che lei è impegnata pure, finanziaria turbolenta, riprende alle 15 la seduta, sappiamo tutto, quindi anche terremo poco. Vorrei partire subito da Antonio Famà, perché la sua è una storia che può anche dare speranza a tante famiglie. Sappiamo che sono tante le famiglie siciliane, i fondi che non vengono utilizzati per creare e dare risposte anche efficaci ma anche concrete, appunto, a chi poi vive la necessità di stare accanto a questi fratelli, a queste sorelle, a questi figli fragili. Esatto, sì, ha detto bene, dà veramente una speranza. Per me è stato fondamentale, una fonte di salvezza, perché mi sono ritrovato a dover fronteggiare la patologia sia di mia madre che di mia sorella contemporaneamente. Mia sorella già prima di accedere al dopo di noi faceva parte dell'ANFAS Catania, e l'equipe è stata, come dire, molto solerte e puntuale nel fornirmi anche questa possibilità che per me è stata fondamentale, perché da lavoratore e figlio unico che doveva gestire contemporaneamente una madre e una sorella con la stessa patologia, per me è stato, come dire, una grande salvezza. E il dopo di noi porta sollievo, perché quando si comincia ad andare avanti con l'età, l'unico pensiero è proprio quello, cioè chi ci darà una mano nel caso in cui noi dovessimo andare via, a chi resterebbe la cura della persona nostra cara. Quindi il dopo di noi si pone esattamente come una valvola salvifica da questo punto di vista. E non è solo il dopo di noi, ma è anche il durante di noi, nel senso che vorrei chiederle anche a sua sorella in questo momento dov'è, come si trova, qual è la sua esperienza anche che sta sperimentando tutti i giorni. Certamente sì, dopo diversi anni in semiconvitto proprio all'ANFAS di via Policastro, mia sorella ha preso parte all'iniziativa delle case famiglia. Attualmente si trova in una casa in viale Vittorio Emanuele Orlando, dove ha, come dire, una propria stanza dove lei sente di avere casa. Si identifica proprio con quel posto, tant'è che quando io stesso le dico di venire a trascorrere magari una sera a casa mia, a dormire insieme a me, no, quella è casa mia, io rimango lì. Quindi si sente, come dire, accolta, e lo è di fatto. C'è un'equipe di operatrici, ma anche di medici e appunto di assistenti sociali che la coinvolgono sia al centro nelle ore diurne che nelle ore pomeridiane e serali, anche in altre attività presso la casa dove appunto lei è ospite. Un'ultima cosa, poi la lascio perché so che è impegnato. Cosa Certo. si sente di dire a una famiglia che in questo momento invece ha la difficoltà di tutto il peso, perché poi anche quello diventa difficile, di affrontare appunto una situazione con un parente che ha qualche difficoltà, quindi insomma questa necessità? Certamente.
Io mi rendo conto del senso di responsabilità che ovviamente molte famiglie hanno, anche l'idea stessa di affidare alle cure di qualcun altro esterno alla famiglia in maniera permanente, come dire, porta a delle serie riflessioni e fa scaturire anche dei sensi di colpa. Però è necessario consentire ai nostri cari anche di estendere la rete relazionale e permettere loro di fidarsi di persone non strettamente della famiglia che possono prendersi cura allo stesso modo, se non addirittura meglio di come noi potremmo fare. Il senso del dopo di noi è esattamente questo ed è anche il durante la nostra permanenza in questa vita. Certo, perché non è un abbandono, ma è una vicinanza, in modo diverso, ma è una vicinanza, diciamo, perché insomma appunto, cioè, l'assistenza comunque a sua sorella e ovviamente continua l'assistenza, ma anche il legame, no? Cioè non si rescinde nulla. No. Assolutamente, grazie per la sua testimonianza e buon lavoro, so che deve andare a lavorare, quindi la lascio. Roberta Schillaci, lei è stata protagonista anche di dei corsi di caregiver familiari, no? Come deputata del Movimento 5 Stelle ha sollevato questo famoso avviso 20 che non parte, che rappresenta un vulnus, insomma un intoppo ulteriore, se non addirittura tutti i fondi sono stati stimati in circa 40 milioni che non vengono utilizzati per appunto l'attuazione di questa legge o comunque tutto quello che ruota attorno a questa legge. Sì, intanto mi lasci ringraziarvi per questo invito, perché io appartengo ad una forza politica che si occupa proprio di fragilità e che nessuno deve rimanere indietro. Per cui quando abbiamo avuto la segnalazione sull'avviso 20 del 2024 e a distanza di tanto tempo questo avviso non è ancora partito, nonostante diciamo, ci siano stati diciamo, è stato aggiudicato l'elenco dei beneficiari, 244 beneficiari, ricordiamo si tratta di un avviso per un corso di formazione per gli assistenti familiari cosiddetti caregiver che dovrebbero appunto assistere le persone con disabilità. Bene, nonostante era tutto in regola con l'elenco degli assegnatari al corso di formazione, si tratta di una formazione di tipo continuo, praticamente questi corsi non sono partiti, nonostante gli enti di formazione avevano avuto già il finanziamento e abbiamo interpellato perché non sono prima partiti? in via Perché non sono partiti? Scusi se la interrompo, perché ecco, non sono partiti? Qual è il nodo da sciogliere? Perché si è inceppata questa... Esattamente, allora noi abbiamo innanzitutto interpellato il Dipartimento in via informale e c'era stato detto che erano gli stessi enti di formazione che avevano chiesto una proroga, però noi siamo stati costretti a fare un atto ispettivo, quindi un'interrogazione al Dipartimento, perché l'articolo 8,3 della legge praticamente prevede che non ci siano questi intoppi, perché ci rivolgiamo a delle persone che sono esse stesse fragili, perché diciamo i beneficiari dei corsi di formazione sono essi stessi dei disoccupati, per cui non ritenevamo opportuno la risposta dataci dal Dipartimento e per questo siamo intervenuti con un'interrogazione, perché lo stesso articolo 8.3 della norma prevede che questo, diciamo, ci sia una revoca del finanziamento se i corsi, una volta aggiudicati, non partivano entro i 30 giorni. Ecco perché siamo intervenuti, abbiamo anche chiesto al Dipartimento se sono state applicate delle penali delle sanzioni a coloro che si erano aggiudicati i corsi di formazione. Siamo ancora in attesa della risposta da parte del Dipartimento ufficiale
e quindi vediamo, e mi lasci ringraziare anche il movimento del popolo siciliano nella persona di Toni Guarino, che è stato il soggetto che ci ha segnalato la mancata partenza di questi corsi di formazione. Allora speriamo insomma che questo serva però a smuovere le acque, perché solitamente appunto anche quando si tratta di assistenza sappiamo che le cose non vanno per nulla bene. E Cristina D'Antrassi, sì, e volevo anche aggiungere che a livello nazionale il Movimento 5 Stelle ha presentato una norma in manovra finanziaria che prevede il reddito di cura proprio per gli assistenti familiari che si prendono cura dei propri cari e che rinunciano, perché lo dobbiamo dire, abbracciamo queste persone a casa, rinunciano spesso alla propria vita, ai propri sogni, ai propri bisogni per prendersi cura delle persone con fragilità. Ecco, il Movimento 5 Stelle con firma dei senatori Mariolina Castellone e Chetti Damante hanno presentato questa proposta che speriamo venga accolta dal governo nazionale, che prevede un reddito di cura che va dai 400 ai 600 euro mensili. Bene, questo insomma può essere un aiuto concreto. Io invece chiedo a diciamo Cristina... che non è una grande cifra, ma però è un sì, aiuto è concreto. sicuramente, Quindi... certo. Sì, anche piccoli passi che sono importanti. Cristina D'Antrassi, lei ha ascoltato un po' anche queste testimonianze e l'impegno anche della deputata Schillaci. Insomma, la situazione però è complessa e ha bisogno anche di spinte. Voi da 60 anni a Catania, ma da prima in tutta Italia, vi battete perché vengano riconosciuti i diritti. Quelli sono diritti di persone, sia dei familiari sia anche dei parenti, appunto. Delle persone con disabilità. Sì, noi nel 2016, come diceva lei, nasce la 112 del Dopo di Noi, fortemente voluta dalle famiglie, perché per un familiare, per un genitore, il pensiero più grande è proprio chi si occuperà di mio figlio quando io non ci sarò più. Questa legge ha stanziato delle somme importanti per le varie annualità. Il distretto sociosanitario, diciamo che la Sicilia nel complesso con i suoi 55 distretti, non tutti hanno risposto alla domanda della 112. Parliamo del nostro. Catania ha pubblicato il bando per la 112 nel 2017. 24 famiglie hanno presentato richiesta di progetto di vita ai fini della 112. E diciamo con un po' di ritardo, ma soprattutto di tenacia da parte delle famiglie. Ma un po' di ritardo di quanto? Che è già emblematica questa cosa. I fondi, le famiglie ne stanno usufruendo da aprile di quest'anno. Quindi da aprile 2025 al 2025. Sì, insomma un po' tanto. Un po' tanto. Diciamo che noi come ANFAS, appena uscita la legge 112, abbiamo aperto degli appartamenti dove abbiamo incominciato a sperimentare questa legge, quindi ascoltando le persone con disabilità e i familiari, partendo dai loro bisogni, abbiamo aperto il primo appartamento per il Dopo di Noi. Qui a Catania? A Catania, sì. Abbiamo incominciato con i contributi da parte delle famiglie, un sostegno anche da parte di ANFAS in questo nuovo progetto che si è avviato, e finalmente diciamo ad aprile di quest'anno abbiamo avuto la possibilità di aprire altri 2 appartamenti finanziati con i soldi della 112. Sì. Lei deve pensare che attualmente il distretto di Catania sta utilizzando le annualità 2016 e 2017. Quindi proprio un poco in ritardo, diciamo. Un po' in ritardo, però diciamo che ci siamo riusciti. Il percorso è un po' più complesso legato alla 112, perché non vede l'erogazione della somma così, ma dietro un finanziamento deve esistere un progetto di vita personalizzato sulla persona. Che coinvolge quindi che cosa? Cioè il progetto di vita, ecco. Il progetto di vita viene prima viene convocata un'unità di valutazione multidimensionale a cui partecipano la persona con disabilità, in primis i familiari,
il comune, un assistente sociale del comune e la parte anche sanitaria. Quindi l'ASP di riferimento, l'ASP di diciamo, riferimento, sì. territoriale. Se ci sono enti del terzo settore o educatori che lavorano sulla persona e che magari la conoscono, certo, partecipano a questo progetto di vita. E quindi così avete potuto... Sì, diciamo ci che dà un con... esempio magari di vita concreta, cioè Sì. cosa si fa all'interno di questi giovani, queste persone non giovani, insomma, con diverse anche gravità, perché ci sono molto gravi, quelli ad alto funzionamento, quindi sono un po' più autonomi. Assolutamente. Il Comune di Catania il distretto di Catania ha fatto partire dei finanziamenti. Attualmente sono per 2 appartamenti più dei processi un'educativa che va a creare una palestra di autonomia. Benissimo. Nel senso, noi alle famiglie diciamo non possono dall'oggi al domani cambiare la vita ai loro figli, quindi non puoi dire a una persona con disabilità tu da domani cambi casa. Quindi si avvia, questi ragazzi entrano piano piano negli appartamenti e saranno loro stessi a darci tempi e a dire quando si sentono pronti. A noi è successo anche con qualche ragazzo che la sorella la veniva a prendere tutte le sere alle 7, faceva con noi la mattina alle 7, il ragazzo una sera gli ha detto vattene perché io da stasera dormo qua. Quindi insomma una bella ha realizzato autodeterminazione. Certo, assolutamente. All'interno delle case, io rispetto alla domanda che lei mi faceva prima, sì, non c'è un'attività, perché la casa nasce come famiglia, la casa è loro non sono ospiti di una struttura, loro sono, noi diciamo, i proprietari di casa, quindi devono definire tempi. Non c'è un orario colazione, un orario pranzo, i ragazzi partecipano, chiaramente ognuno con le proprie abilità partecipa e con il sostegno del personale all'interno della casa agli atti di vita quotidiana, quindi cucinare, fare la spesa, pulire la stanza, appunto, governare, chi ritira i panni, che sia tutto quello che c'è da fare all'interno di una normalissima casa. Quindi una routine diciamo quotidiana, familiare, nella piena di... anche però crea appunto questa autonomia, magari sempre guidata, assistita, assolutamente sia parentale poi aumenta anche l'autostima della persona con disabilità, che spesso a casa viene sempre considerata come una persona che non riesce a fare le cose. Se no possiamo definirli così, ma in realtà non lo è. Ci dobbiamo fermare, qualche minuto di pausa e poi ritorniamo di nuovo in studio. Eccoci, ci stiamo occupando del dopo di noi. Roberta Schillaci, le chiedevo e le chiedo qual è il motivo e la parte politica per cui non vengono utilizzati questi fondi. Si parlava di una quarantina di milioni, insomma sono rimasti al Ministero dal 2016 al 2024. Mi sente? È collegata? Non sento nessuno. Sono collegata? Non la vedo, forse chiedo magari alla regia se ci può se la può far vedere e non riusciamo a metterla in onda. Ecco, perfetto. Le chiedo, perché allora, la parte politica è importante sentirla. Dicevo, guardi, io vorrei fare prima una verifica su questo, perché su altri temi, come ad esempio i bonus formula latte, diciamo per sostituire il latte materno, abbiamo scoperto che le cifre erano state, le risorse trasferite alla regione e poi non erano state utilizzate proprio tramite le ASP, per cui prima di parlare di questo io farei una verifica se le cifre sono state trasferite alle regioni, che poi magari le ASP non hanno avviato questi percorsi legati alla legge 112, quindi farò una verifica per ogni distretto sociosanitario. Questo è un impegno che prendo, benissimo. Perché credo che sia assolutamente imprescindibile attuare la norma, la legge 112 sui vari territori e quindi sulle varie province. Dopodiché io credo che sia importantissimo per queste persone anche uscire fuori da casa, lì dove è possibile, a seconda delle patologie e le disabilità,
è uno strumento incredibile, è lo sport. Ecco perché io da sempre, da quando sono deputato, faccio degli emendamenti per appostare delle risorse che attraverso il CIP vengano erogate e attraverso gli enti del terzo settore alle persone per la loro mobilità, per farli uscire, perché lo sport è uno strumento incredibile di inclusione sociale. Quindi... Le chiedo questo, in questi giorni ovviamente anche nonostante le turbulenze c'è appunto in discussione la finanziaria regionale, quanta attenzione c'è su questi temi, quanti fondi vengono stanziati, se ne vengono stanziati? Ma guardi, noi sì, assolutamente, abbiamo anche fatto un emendamento sulle comunità alloggio per i disabili psichici, perché è fondamentale, le famiglie hanno bisogno di essere supportate e le comunità sono un incredibile strumento perché per tanti anni è stato abbandonato, quindi noi abbiamo appostato delle risorse, credo intorno ai 2 milioni di euro, se no veramente di più, perché le abbiamo fatto sia in variazione di bilancio che adesso in manovra. E Benissimo. quindi l'attenzione è massima per questi temi, perché ripeto, per noi non deve rimanere nessuno indietro e le fragilità sono al centro della nostra azione politica. Questa è l'azione politica, ma invece è l'azione delle famiglie, no? Che poi è ma anche forse più politica, certo, di quella che viene praticata nelle aule, insomma, deputate per questo. Allora, i soldi ci sono. I soldi ci sono stanziati, ce ne sono anche tanti, però molto spesso, per esempio riguardo alla 112, mi rattrista dirlo che qualche distretto siciliano ha restituito i soldi alla regione dicendo che non aveva esigenze sul territorio di 112. Quindi questo è gravissimo. Ecco, questo è gravissimo. Certo. La gravità sta nel fatto che siccome non si riesce a rendicontare il 75% dell'importo assegnato, i distretti virtuosi che sono partiti in tempo adesso stanno pagando le spese di chi non è partito e di chi non ha lavorato, perché non gli arrivano le successive annualità. Ho capito, quindi insomma questo è anche una cosa assolutamente appunto, che su inceppa cui tutto noi il meccanismo, stiamo sempre allerta, perché in effetti restituire soldi che non vengono spesi è veramente una sconfitta, soprattutto quando si tratta appunto di assistenza di chi e di ne ha bisogni bisogno, altissimi, sia delle famiglie, sia ed è un veramente persone, peccato. Infatti. Allora, del dopo di noi io credo che torneremo ad occuparcene, anche perché anche la deputata Schillaci ha detto che si impegna a intervenire, anche come dire, a documentarsi. Sarà importante anche capire perché tutti questi milioni non vengono utilizzati. Abbiamo un po' capito il perché, ma vorremmo anche avere delle risposte più concrete, soprattutto dalla politica. Ringrazio i miei ospiti, ringrazio anche chi ci ha ascoltato. Alla prossima.